Sono ormai tantissimi anni, all'incirca 20 anni, che vediamo nel nostro territorio una concorrenza sleale da parte di quelle attività che non rispettano le regole, cioè non pagano tasse, non pagano contributi. Non sto marcando il fatto di chi etnia sia, sto marcando il fatto che ci sono queste attività nel territorio. Attività che vengono e florificano perché c'è chi dà il lavoro a queste attività. Quindi falsificano il mercato sia della produzione che della vendita. Dei 302 sequestri effettuati dalla Guardia di Finanza nel 2024, quasi il 56% del totale si riferivano all'abbigliamento per un valore di 102.000 euro e sono 700.000 quelli dal 2012, dati che collocano Treviso ai primi posti in Veneto. L'emendamento che introduce la certificazione unica di conformità delle filiere della moda è vista come un bene, a patto che non si traduca in soli oneri burocratici. Ottenere tutta l'azienda in regola, giustamente con le norme vigenti, spendono in circa 4-5 mila euro all'anno, quindi spese che vanno a sommarsi. Quindi facciamone una, facciamola bene, facciamola per tutti quanti, troviamo il sistema. Io sono disposto anche che sia l'Agenzia delle Entrate o il fisco o chi volete, la finanza, che me lo faccia, però me ne facciamo uno all'anno che è uguale per tutti. Concorrenza sleale e aggiramento delle regole è stato per anni il leitmotiv di alcuni committenti, anche molto importanti sul mercato nazionale ed internazionale, mettendo in regola magari un solo dipendente su 10. Oggi questo non è più possibile, pena un danno d'immagine irreparabile. E adesso non si possono più muovere perché c'è il penale, ci sono delle sanzioni enormi e c'è l'immagine dell'azienda. C'è un'azienda che dice io faccio Made in Italy, rispetto le regole, e poi trovavano i laboratori clandestini o cinesi, basta, cioè cinesi che lavoravano per loro che non rispettavano le regole, non so. Quindi questa è l'immagine che adesso gli hanno toccato.